Allora Annalisa, benvenuta in Versilia, Sì. buona estate 2017. Grazie. Come la affrontiamo questa stagione? Ma direi, questa sera abbiamo la ribolla gialla che penso il vino più fresco, è ideale per un'estate calda come si sta presentando. Sì, ormai non si può dire, si preannuncia, è un'estate calda. Sì, esatto. Noi siamo anche come andamento stagionale, direi che è eccezionale al meglio per il momento. Poi si sa che viviamo per fortuna in simbiosi con il clima, la vendemmia la prevediamo eccezionale, però aspettiamo un attimo. No, quindi ecco, la ribolla quando si vendeva? La ribolla è una varietà molto delicata, però allo stesso tempo non è tra i primi vitigni che vengono venditi, perché è abbastanza esatto, anche settembre, sì, perché essendo un vitigno autoctono comunque è molto forte Quindi può resistere. Ecco, in particolare quella che va a comporre i gnocchi, che vigne sono? Allora, sono delle vigne, sempre lì a Spessa dove abbiamo la sede dell'azienda, e il mio ha una forte selezione adesso abbiamo cominciato un po' di defogliatura, però con molta calma perché proprio il clima fa delle bizze, per cui aspettiamo un attimo e poi faremo la diradazione. Direi comunque ci possiamo aspettare. Questa è la 2016, l'anno scorso? Questa è 2,15 perché essendo una selezione abbiamo imbottigliato il 2016 circa un mese fa e usciremo a settembre, non prima, perché deve affinare in modo. Noi toscani non ci siamo abituati, ma i grandi bianchi vanno bevuti almeno dopo un anno e mezzo la vendemmia, hanno bisogno di tempo per, soprattutto la ribolla che non ha un grande varietale aromatico, ha bisogno di più tempo, esatto. No? Profumi secondari, e effettivamente questa si comincia a apprezzarla da quest'estate in avanti, quindi attenzione quando vedete una ribolla, se trovate un 2015 non la rimandate indietro, anzi molto probabilmente è una ribolla come questa Biocca che vale la pena di essere apprezzata. Grazie mille, buona estate. Buona estate, grazie.